Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le brevi similitudini proposte dall'odierna liturgia sono la conclusione del capitolo del Vangelo di Matteo dedicato alla parabola del Regno di Dio. Tra queste ci sono due piccoli capolavori: le parabole del tesoro nascosto nel campo e della perla di grande valore. Esse ci dicono che la scoperta del Regno di Dio può avvenire improvvisamente, come per il contadino che arando trova il tesoro in speranza, oppure dopo lunga ricerca, come per il mercante di Bever che finalmente trova la perla preziosissima da tempo sognata. Ma in un caso e nell'altro resta intanto primario che il tesoro e la perla valgono più di tutti gli altri beni e pertanto il contadino e il mercante, quando li trovano, rinunciano a tutto il resto per poterli acquistare. Non hanno bisogno di fare ragionamenti o di pensarci, di riflettere. Si accorgono subito del valore incorporabile di ciò che hanno trovato e sono disposti a perdere tutto pur di averlo. Così è per il Regno di Dio. Chi lo trova non ha dubbi. Sente che è quello che cercava, che attendeva e che risponde alle sue aspirazioni più autentiche. Ed è veramente così. Chi conosce Gesù, chi lo incontra personalmente, rimane affascinato, attratto di tanta bontà, tanta verità, tanta bellezza. E tutto in una grande umiltà e semplicità. Cercare Gesù, incontrare Gesù, questo è il grande di Gesù. Quante persone, quanti santi e sante, leggendo con cuore aperto il Vangelo, sono stati talmente colpiti da Gesù, da convertirsi a Lui. Pensiamo a San Francesco di Assisi. Lui era già un cristiano all'acqua di Roma. Quando lesse il Vangelo, in un momento decisivo della sua giovinezza, incontrò Gesù e scoprì il Regno di Dio, e allora tutti i suoi sogni di gloria terrena svanirono. Il Vangelo ti fa conoscere Gesù vero, ti fa conoscere Gesù vivo, ti parla al cuore e ti cambia la vita. E allora sì, lasci tutto, puoi cambiare effettivamente tipo di vita, oppure continuare a fare quello che facevi prima, ma tu sei un altro, sei rinato. Hai trovato ciò che dà senso, ciò che dà sapore, che dà ricerca anche alle fatiche, anche alle sofferenze e anche alla morte. Leggere il Vangelo. Leggere il Vangelo. Ne abbiamo parlato, ricordate? Ogni giorno leggere un passo del Vangelo e anche portare un piccolo Vangelo con noi, nella tasca, nella borsa, comunque a portata di mano. E lì, leggendo un passo, troveremo Gesù. Tutto acquista senso quando lì, nel Vangelo, trovi questo tesoro che Gesù chiama
il regno di Dio, cioè Dio che regna nella tua vita, nella nostra vita. Dio che è amore, pace e gioia in ogni uomo e in tutti gli uomini. Questo è ciò che Dio vuole e ciò per cui Gesù ha donato se stesso fino a morire su una croce, per liberarci dal potere delle tenebre e trasferirci al regno della vita, della bellezza, della bontà, della gioia. Leggere il Vangelo e trovare Gesù e avere questa gioia cristiana che è un dono dello Spirito Santo. Cari fratelli e sorelle, la gioia di avere trovato il tesoro del regno di Dio traspare, si vede. Il cristiano non può tenere nascosta la sua fede, perché traspare in ogni parola, in ogni gesto, anche in quelli più semplici e quotidiani. Traspare l'amore che Dio ci ha donato mediante Gesù. Preghiamo per l'intercessione della Vergine Maria, perché venga in noi e nel mondo intero il suo regno di amore, di giustizia e di pace. Angelus Domini, nunziavit Maria, e concedete Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro fac est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentili. E ficiamo promissionibus Christi. Grazie a Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, occhiati annunziati a Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius in cruce, a resurrezione gloria perducata, per une Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona in nomine, Perpetua luceo Deus. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Et sopra in saecula. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, domani ricorre il 100° anniversario dello scoppio della prima guerra mondiale, che causò milioni di vittime e immense distruzioni. Tale conflitto, che Papa Benedetto XV definì un'inutile strage, sfociò dopo 4 lunghi anni in una pace risultata più fragile.
Domani sarà una giornata di lutto nel ricordo di questo dramma. Mentre ricordiamo questo tragico evento, auspico che non si ripetano gli sbagli del passato, ma si tengano presenti le lezioni della storia, facendo sempre prevalere le ragioni della pace mediante un dialogo paziente e coraggioso. In particolare, oggi il mio pensiero va a 3 aree di crisi: quella mediorientale, quella irachena e quella ucraina. Vi chiedo di continuare a unirvi alla mia preghiera, perché il Signore conceda alle popolazioni e alle autorità di quelle zone la saggezza e la forza necessaria per portare avanti con determinazione il cammino della pace, affrontando ogni diatriba con la tenacia del dialogo, del negoziato e con la forza della riconciliazione. Al centro di ogni decisione non si pongano gli interessi particolari, ma il bene comune e il rispetto di ogni persona. Ricordiamo che tutto si perde con la guerra e nulla si perde con la pace. Fratelli e sorelle, e sorelle, mai la guerra, mai la guerra. Penso soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna, di un futuro. Bambini morti, bambini feriti, bambini mutilati, bambini orfani, bambini che hanno come giocattoli residui bellici, bambini che non sanno sorridere. Fermatevi, per favore, vi lo chiedo con tutto il cuore, è l'ora di fermarsi. Fermatevi, per favore. Rivolgo un cordiale saluto a tutti voi pellegrini provenienti dall'Italia e da altri paesi. Saluto il gruppo dei brasiliani, le parrocchie della diocesi di Cartagena, Spagna, gli scout di Gamion, Portogallo, i giovani di Madrid, Asidonia, Jerez, Spagna, e quelli dei Monti Olimpino, Como, i ministranti di Conserve e Rocchi in Caccia del Rumo, i lupetti di Catania e i fedeli di Acerra. A tutti auguro buona domenica. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo. Arrivederci.